Franco Mario Balduzzi, l'assistente signor Stefano Martinelli. E ora le ragazze della Posa Clima Ponzano Basket, con numero 1 Anna Rescifina, con numero 3 Lisa Carrer, numero 5 Laura Orvietto, numero 7 il capitano Viviana Giordano, numero 8 Chiara Camporeale, numero 9 Cecilia Siviero, numero 11 Claudia Bobbo, numero 15 Richelle van der Keil, numero 20 Greta Brunelli, numero 21 Milika Sekulic. Il capo allenatore è la signora Anna Zimmerle, l'assistente è il signor Cristian Trevisioli. Arbitreranno l'incontro il signor Simone Guerra e il signor Marcello Martinelli. E ora l'inno nazionale italiano.
l'hai? Amici del basket femminile, buonasera, benvenuti alla Palla Cicogna, 20ª giornata del campionato di Serie 2 femminile, il girone nord, che propone una sfida molto interessante, quella tra la Posaclima Ponzano Basket e l'Autosped Castelnuovo Scrivia, due squadre chiaramente con obiettivi, roster e finalità ben diverse, tra l'altro con una squadra Ponzano che si presenta a questa sfida in grandissima emergenza, ma andremo pian piano anche a dirvi chi sono le giocatrici su cui non può fare affidamento coach Anna Zimmerle. Ma la partita intanto è iniziata con il primo possesso proprio per le biancoverdi, con Camporeale che prova a trovare uno spazio e trova i primi 2 punti della partita. L'impatto della squadra di Treviso è subito molto buono e c'è subito quasi una palla recuperata nell'altra parte del campo, con la sfera che gira per la penetrazione con la mano destra, va a trovare subito De Pasquale il fondo del secchiello, partita che inizia subito su ritmi altissimi. Vi eravamo debitori di alcune informazioni tecniche che riguardano il roster di Ponzano, ma Camporeale è libera per sparare da 3 punti e va a segno. On fire Chiara Camporeale, che nelle ultime partite è tornata a mostrare il proprio potenziale. Subito il pallone ancora sotto per il canestro facile da parte di Rulli, che è andata a depositare il punto del -1 per Scrivia. Ritmi altissimi da una parte e dall'altra, naturalmente sui ritmi alti faranno probabilmente la differenza le rotazioni. Dicevamo Ponzano con le rotazioni ridotte a 9 giocatrici, perché ci sono ben 5 assenti tra le biancoverdi, con ora Gobbo che prova a girarsi e trova un altro bellissimo canestro. Ottimo impatto della partita per quanto riguarda Ponzano. Prova a rispondere subito Castelnuovo per Rulli, che dà dentro una gran palla per Bonasia, che questa volta sbaglia il reverse. Rimbalzo di Giordano che prova a tenere i ritmi alti della sua squadra, e Ponzano che sul +3 impatta con il miglior modo possibile questa partita. La formazione trevigiana, pallone sotto per Van der Kale, che deve giocarsela contro una giocatrice di qualche centimetro un po' più bassa, non riesce a trovare il canestro. Van der Kale corre subito dall'altra parte Castelnuovo, che al primo tentativo lo sbaglia, non sbaglia invece il secondo tentativo Rulli per il -1. Gara che va subito a 1000 all'ora dopo 2 minuti e 20 secondi giocati, +1 per Ponzano, che ora ancora un'altra bella occasione con Carrer, che forse sbaglia la cosa più facile della sua partita. Transizione tripla da 3, tiro da 3 punti, non va, rimbalzo di Van der Kale. Subito gara molto divertente. E allora vi eravamo debitori, dicevamo, della lista delle assenti per Ponzano, che deve fare a meno nell'ordine di Brunelli, Bianchi, Zecchin, Rossi e anche nell'ultimo secondo di Carraro. Quindi ben 5 giocatrici in meno per la squadra di coach Anna Zimmerle. Prova una preghiera intanto Viviana Giordano, gli dei del basket non la accolgono e subito transizione dall'altra parte per la velocissima penetrazione di Castelnuovo, la tripla aperta che va a segno da parte di De Pasquale, e primo vantaggio della partita da parte di Castelnuovo, che sorpassa a quota 9, squadra chiaramente quella piemontese che è arrivata qui per mantenersi nel treno delle seconde alle spalle di Crema, che sembra fare un campionato a parte. Buona la penetrazione, ancora una tripla, questa volta sembra molto sbilenca quella di Camporeale, ed è così transizione velocissima con Carrer che per poco non recupera la palla, rischia anche il fallo. E ora Bonasia non riesce a tenere la palla, sui ritmi alti arrivano anche le palle perse, e dopo 3 minuti e mezzo di gioco
gara che prende un attimo di respiro di fatto con il primo momento di sosta della sfida. Diciamo che sono gli arbitri, che sono il signor Simone Gurrera e Marcello Martinelli. Giordano per Camporeale, arriva il blocco di Van der Kale, non lo sfrutta Camporeale, deve partire fino alla fine, deve implementarsi un tiro difficilissimo. Carrer deve provare a tirare, ma scocca il tiro prima che il cronometro, scusate, dopo che il cronometro ha suonato, e quindi arriva la palla persa per Ponzano, che deve proprio limitare questi errori. E arrivano anche i primi due cambi dentro Rescifina e Sekulic per Gobbo e Carrer, quindi gioca con il doppio lungo. Anna Zimmerle vuole alzare i centimetri sotto le planche per togliere possibilità di canestri facili. L'errore al tiro, sfortunata questa volta Scrivia, e quindi palla recuperata dalle trevigiane, che possono riportarsi a contatto. Un solo canestro, un solo possesso a separare le due giocatrici. Deve provare a inventarsi qualcosa Van der Kale, c'è il fallo e arriva un'ottima fischiata da parte della coppia arbitrale. Arriva sicuramente importante anche la chiave di questa partita, il gioco sotto canestro di coach Anna Zimmer. Si prepara anche il primo cambio nelle file di Castelnuovo. Sta per entrare Ilaria Bonvecchio, che prende il posto di Valentina Bonasia. Rimessa per Ponzano, che trova Van der Kale, subito raddoppiata, si gira Van der Kale, sfortunata, ma c'è un grande rimbalzo di Sekulic, che poi non riesce a tenere la palla. Buonissimo il lavoro di Sekulic. Ora attenzione alla transizione con il tiro aperto da parte di Castelnuovo, che poi prende anche il rimbalzo. Giordano va a sporcare il pallone, e in queste azioni si sono viste proprio le due o tre cose che stanno impedendo a Ponzano di dare continuità alla propria crescita, cioè le tante palle perse e i rimbalzi difensivi, che devono diventare una chiave. Ora parte con una buona penetrazione, il tiro facile dal cuore dell'area, questa volta sbaglia però Castelnuovo e Ponzano viene graziata. Quindi dopo un inizio con tanti canestri, tanti errori da una parte e dall'altra, il risultato che rimane inchiodato su quel 9-7 iniziale. Ora Van der Kale prova a partire lei, si gira, si appoggia al vetro, terzo errore di Van der Kale, poi Sekulic raccoglie il rimbalzo e trova 2 punti d'oro per Ponzano. Prova a tenere i ritmi alti Castelnuovo con Giordano, che vuole togliere lucidità al gioco e al playmaking da parte di Castelnuovo. Va a spendere il suo primo fallo Viviana Giordano, che deve stare attenta nella gestione dei falli, perché naturalmente con le rotazioni ridotte le giocatrici di esperienza sono ridotte soltanto a 2. Tanto tripla mortifera per quanto riguarda Castelnuovo. Ancora De Pasquale, che dall'arco sta facendo davvero male, seconda tripla per lei. Ultimi 6 punti griffati tutti da lei, e più 3 per Castelnuovo, che va a operare il nuovo cambio. Sta per entrare Ravelli ed esce Colli, il capitano, e c'è anche il primo time out della partita chiamato da coach Anna Zimmerle. Noi approfittiamo per ringraziare e dare il benvenuto in telecronaca a Silvano Foccarelli, giornalista della Tribuna di Treviso. Silvano, una Ponzano in grande difficoltà a livello di organico, ma che finora se la sta giocando a viso aperto. Sì, buonasera a tutti. Beh sì, l'ha messa sul piano dell'aggressività, perché credo che sia anche l'unica o una delle pochissime armi che ha per controbattere la strapotenza e la grande velocità anche di circolazione di palla che ha la squadra avversaria. Finora è andata bene, perché poi anche la soluzione col doppio pivot mi sta piacendo, perché soprattutto vengono appoggiati molti palloni sotto canestro a Van der Kale, che è ovviamente la giocatrice principale. Però ecco, se dovesse entrare anche qualche tiro da fuori, l'equilibrio potrebbe anche durare. Poi credo che alla lunga, con le assenze che hai citato e con la
potenza che ha questa squadra di Castelnuovo Scrivia, credo che la differenza la vedremo, però per il momento Ponzano tiene bene il campo. E allora vediamo come tornerà Ponzano dopo questo time out, con intanto il primo dato statistico che spicca sono gli 8 punti di De Pasquale, chiaramente sui 12 segnati dalle compagne finora la numero 11 di Scrivia sta facendo da sola la differenza. Non è cambiato niente nelle 10 protagoniste in campo. Giordano, arresto, tiro, è sfortunata con la palla che tocca tutti i ferri del Palaciconia ed esce. Sarebbe stato importante trovare subito un canestro per riportarsi a -1. Altra tripla per Castelnuovo e altra bomba per la formazione di Piemontese, che prova la prima fuga, +6, e si sta facendo largo a colpi di triple. Terza tripla della partita per Castelnuovo, che ora si sta affidando, come qui c'è un nulla fischiato e la palla persa per Ponzano. Sulla penetrazione di Rescifina gli arbitri non hanno visto gli estremi per un contatto né da parte dell'attaccante né da parte della difesa. Non si può giocare perché c'è da asciugare prima il parquet. Allora adesso si provvederà ad asciugare il campo di gioco, che naturalmente ora non serve. Si riparte con la palla che viene data a parte dalle mani di Bonvecchio. Ancora circolazione per linee esterne, attenzione a De Pasquale che è calda, palla dentro l'area, gira ancora per linee esterne, va a Bonvecchio, arresto tiro nel cuore dell'area, lo sbaglia anche lei, grande rimbalzo di Van der Kale che trova subito l'assistenza di Giordano, che vuole provare a far correre Rescifina, si vuole andare sotto da Sekulic, poi ancora la penetrazione di Rescifina che prova a usare tutto il perno che può, poi sbaglia perché alza di fatto una preghiera senza avere l'equilibrio necessario, e ora la transizione velocissima di Scrivia con la palla dentro per Gatti che si gira con tutta la sua esperienza, sbaglia anche lei. Ponzano deve approfittare per cercare di restare attaccata alla partita e non permettere a Scrivia di tornare, di scappare via. Il consegnato di Van der Kale per ancora il tiro di Ponzano che sbaglia. Le percentuali che adesso iniziano a crollare per la formazione ospite di casa, la tripla dall'altra parte con la palla che tocca il tabellone ma rimane in campo, e nuovo possesso per Scrivia che ora ha una nuova possibilità dall'angolo, solitamente non ne sbaglia 2 di seguito ed è così. Break pauroso di Scrivia che dal 9 pari piazza un 9-0 che cancella di fatto quanto di buono fatto da Ponzano nei primi 7 minuti. Ora arriva un fallo di energia speso dalla difesa piemontese, un fallo che chiaramente si giustifica col fatto che in questi primi 8 minuti sono stati fischiati pochissimi falli da una parte e dall'altra, fuori De Pasquale e fuori Rulli, dentro Bernetti, fuori anche dall'altra parte Giordano, entra Laura Orvieto che anche qui, diciamo, per chi ci segue, viste le tante defezioni, naturalmente gioca con la maglia numero 5 di Matilda Bianchi. Prova ancora a muovere la difesa Ponzano con il tiro di Camporeale, difficile, si schianta sul secondo ferro, ha perso la fluidità di gioco che aveva caratterizzato i primi minuti la formazione di casa. Altra tripla invece per Castelnuovo che sbaglia, ma si va a prendere l'ennesimo extra possesso di questa sfida, e ora Gatti ha un tiro facile da poter mandare a bersaglio. Nuovo rimbalzo per Ponzano che ha perso tutta l'energia iniziale. La zona ora pensata da coach Anna Zimmerle è al terzo tentativo. Arriva la tripla di Bernetti che di fatto mette già tiro che viene dato da 2 ci sembra, ma il parziale di 12-0 che sta di fatto già condizionando la partita. Altro errore di Ponzano che non ha più segnato dal minuto numero 3 di gioco, fermandosi a quota 9 e riuscendo a prendere un'altra serie di triple. Altra tripla, questa volta rimbalza di Camporeale che evita che la forbice si allarghi. Problemi adesso e tanti per Ponzano, ma non dovuti chiaramente alle rotazioni, ma a un gioco che si è smarrito
E ora l'ultimo tiro di questo primo quarto ce l'ha Castelnuovo. Silvano, ci eravamo illusi di vedere una Ponzano che potesse dare una certa continuità di rendimento, invece sono usciti i mali atavici di questa squadra, palle perse e i rimbalzi concessi agli avversari. Sì, a parte che a rimbalzo tutto sommato sono ancora 9 pari, quindi non è questa gran differenza. Sì, quei 2-3 rimbalzi in attacco certamente, ma poi il break è stato ottenuto solo con tiri da 3 punti, quindi voglio dire, Ponzano dovrebbe difendere non a zona, perché evidentemente gli avversari hanno capito come attaccarla, ma avere magari un po' più di aggressività e soprattutto magari mettere anche un po' le mani addosso, perché se le lasciano fare, se le lasciano far circolare la palla come vogliono, credo che non ci sia partita come del resto. Abbiamo visto in questo primo quarto 23-9, parziale dal 9 pari. Fai un po' i conti tu, Matteo. 14-0 di parziale, si chiude un primo quarto che aveva illuso che ci potesse essere una partita qui al Pallaciconia. Speriamo che Ponzano possa darci un segnale di ripresa. Finora la partita è chiaramente nelle mani della formazione di coach Franco Balduzzi, subentrato poche settimane fa a coach Zara, e che adesso chiaramente sta cercando di confermare la qualità delle sue giocatrici, che stanno bombardando il canestro di Ponzano e stanno ottenendo dagli extra possessi, sono già 5, altrettanti, almeno una decina di punti che stanno scavando la differenza. Qui al Pallaciconia noi ci risentiamo tra un minuto circa. Torniamo in diretta dal Pallaciconia, dove si sono giocati i primi 10 minuti della gara, che sembra aver già preso la direzione del Piemonte, con Castelnuovo che ha già lasciato il suo imprinting sulla sfida grazie a una super prestazione finora di squadra, che vede 7 punti di Rulli, 8 punti di De Pasquale, ma una squadra che sta tirando col 50% da 3 punti e ha già conquistato 6 rimbalzi in attacco, che se non sono, diciamo, i numeri che valgono che non valgono tutto il divario, poco ci manca. Ora c'è un fischio per 2 tiri liberi che saranno dati a Castelnuovo, con qualche dubbio e qualche polemica dalla panchina di Ponzano su questa fischiata arbitrale. E intanto Castelnuovo piazza un 2 su 2 che apre in continuità tra i tempi. Rientra intanto Colli al posto di Gatti, e adesso Ponzano che ha ripreso questo secondo quarto senza Richelle Van der Kele, dando fiducia a Milica Sekulic. Chiaramente la differenza di talento a disposizione delle due squadre è evidente, però è evidente quanto anche Ponzano stia faticando in questa fase della stagione. Intanto finalmente arrivano 2 punti nel canestro di Scrivia, li trova Anna Rescifina dopo essere riuscita a ottenere un bel taglio in backdoor, ma è dalla difesa che Ponzano deve trovare nuove energie. Vanno a terra, grande taglio, pallone sotto con la stoppata di Sekulic che va a cancellare il tentativo di reverse della squadra avversaria. Timidi segnali di risveglio per Ponzano, con Gobbo che riceve lontanissimo dal canestro, vuole Sekulic che però viene anticipata, e ormai è un gioco letto, rivisto e
controvisto, salta Camporeale, ancora la circolazione di palla, ancora divinamente Castelnuovo con la tripla di Colli che va lunga, rimbalzo di Sekulic. Ha giocato molto bene Castelnuovo in questa gestione della palla. Rescifina prova ad andare dentro, si gira ed è sfortunata, poi non riesce a prendere neanche il suo rimbalzo. Troppi errori da parte di Ponzano, che sta pagando anche questa situazione di tiri relativamente facili che però non hanno trovato il fondo del canestro. Ravelli dentro, meraviglioso il taglio per Colli, e Castelnuovo sta giocando sui ritmi che le sono congeniali. Più 16 al 12° minuto per la formazione oggi in maglia rossa, con Orvieto che ora cerca collaborazione, sta togliendo spazi Castelnuovo, e ora prova ad andare dentro la palla a Sekulic che la scarica fuori per Camporeale, che deve alzare una preghiera agli dei del basket, ma sono tutti tiri molto forzati quelli che è costretto a prendere Ponzano, che non riesce a trovare fluidità nella manovra. Tiro cortissimo questo invece cercato da Castelnuovo, e ora Ponzano potrebbe avere un tiro anche relativamente facile con Rescifina che trova altri 2 punti. Quarto punto personale per Anna Rescifina, e naturalmente sono 4 anche i punti di Ponzano in questo quarto. Ravelli gira palla per linee esterne, ottimo il backdoor, è tutto facile, tutto troppo facile per Castelnuovo, che può giocare un egregio backdoor mettendo 2 punti facili al vetro. 6:55 al termine per arrivare all'intervallo lungo. Sekulic fuori per Camporeale, si va da Gobbo, sta per rientrare Richel van der Kale, rischia Gobbo il suo movimento a incrociare, va dentro Claudia Gobbo, sbaglia ma si prende il rimbalzo e poi si mette in proprio per andare fino alla fine e trova altri 2 punti di coraggio Claudia Gobbo, ed è quello che deve mettere Ponzano sul parquet. Corre veloce dall'altra parte Ravelli, subito il pallone per Bernetti, ancora la finta di consegnato, prova a partire, ancora tanta velocità nella circolazione di palla delle piemontesi, lo scarico fuori per Ravelli che ha un tiro da 3 punti aperto da mettere sul tabellone, e quando Castelnuovo sbaglia poi si va a prendere anche il rimbalzo e così diventa troppo facile, Silvano, no? Sì, troppo facile. C'è una enorme differenza in tutti i fondamentali. Fra l'altro noto come Ponzano faccia veramente molta fatica anche ad andare 1 contro 1, a liberarsi nell'1 contro 1. C'è una farraginosa circolazione di palla e poi si va a tirare forzando, oppure ecco, in questo caso comunque subendo un fallo, però molte le forzature, e contro una squadra come questa non te le puoi permettere. Gara che chiaramente sta andando via abbastanza veloce, anche perché Castelnuovo sta giocando su ritmi altissimi. I fischi sono pochi, ma bisogna anche dire che i contatti sono veramente pochi, c'è poca intensità, soprattutto da parte di chi deve recuperare. Sì, e poi Castelnuovo corre talmente veloce che Ponzano spesso non riesce nemmeno a far fallo. Questo è il grande problema, non può nemmeno metterla sul piano fisico, anche perché fisicamente credo che gli avversari siano quasi tutti superiori. Eh sì, e chiaramente il gioco adesso deve, la disparità passa per forza per Van der Kale. Il tiro airball di Orvieto con il tiro intanto nella transizione sbagliata da Castelnuovo, che è forse in una delle poche scelte sbagliate di questa partita. Voglio andare dentro per Van der Kale e arriva il fallo di Gatti, rientrata immediatamente per cercare di tenere testa al centro olandese che nelle ultime partite, diciamo che dopo quell'exploit a Carugate l'abbiamo un po' perso. Sì, sai, è un centro, è un ruolo che dipende anche parecchio dalle sue compagne, dalla squadra. Se la squadra gira e arrivano dei palloni giocabili per il pivot, certamente in questo caso questa giocatrice ne ha vantaggio, altrimenti senza rifornimenti le lunghe non possono inventarsi più di tanto. E finora Ponzano, oltre a questi problemi, deve pagare anche percentuali al tiro che sono ormai arrivati a 6 su 22. Troppi errori evidenti per la squadra di coach Anna Zimmer, che adesso qui non riesce neanche a tenere altro rimbalzo e altro tap-in. Siamo arrivati a quota 9 rimbalzi offensivi per Castelnuovo, 33-15, e partita che di fatto ha già
una storia, un copione segnati. Prova Van der Keyl che sbaglia anche questo, sul rimbalzo lotta Gobbo e la palla pesta la linea di fondo, e ora c'è il cambio, doppio cambio per Ponzano, fuori Rescifina e Orvieto, dentro due giovanissime, cioè Lisa Carrer e Cecilia Siviero, va con le sue giovani, Anna Zimmerle, giovani del progetto Reyer, che chiaramente fin qui hanno dato il proprio supporto, si sono messe in mostra. Poi è anche evidente che quando ci si allena poco insieme si fa anche fatica. Ancora Gatti, pallone per lei, riesce a gestirla per Colli, la penetrazione molto bene, gioca divinamente Castelnuovo, il tiro questa volta non dovrebbe valere, arriva infatti il fischio arbitrale che va a annullare la conclusione delle piemontesi. Parziale del secondo quarto che dice 10-6 per Castelnuovo, ma naturalmente pesano i 14 punti accumulati da Ponzano nel primo quarto, che era iniziato anche molto bene. E intanto Gobbo prova a prendere posizione, guadagna 2 tiri liberi e forse diciamo, a guardare anche, diciamo così, l'atteggiamento difensivo è più Castelnuovo che ci sta mettendo le mani tra virgolette e ci vuole credere a togliere tutti gli spazi, Silvano. Come ogni grande squadra, ovviamente le partite siamo ancora al secondo quarto, ma loro non molleranno mai, perché una squadra con questa mentalità non molla mai, ma anche per rispetto degli avversari. Non avrebbe senso cominciare a giochicchiare avanti magari anche di 20 punti. Questa è una squadra che pomperà la palla e aggredirà per tutta la partita, cosa che dovrebbe fare Ponzano nella limitatezza delle sue energie e anche, diciamo, del suo livello tecnico. Allora ancora il pallone per Bonvecchio che pesta la linea di fondo, non la prende molto bene la panchina di Castelnuovo, che voleva un fallo da parte di Van der Keyl, non di questo avviso la coppia arbitrale Carrer con il consegnato di... Ora c'è il fallo preso da Siviero, scusate, col consegnato di Van der Keyl precedentemente, e Siviero che parte e va a conquistare punti, e il fatturato maggiore di Ponzano dentro l'area le stanno facendo le piccole. Infatti sì, perché quelle poche palle che magari arrivano con il timing giusto per Richelle Van der Keyl, lei stessa non dimostra di essere in una grande serata, un po' troppo lenta e farraginosa nel girarsi e nel trovare lo spazio. Comunque diciamo che finora Ponzano sta facendo quello che può e quello che le lasciano fare le sue avversarie soprattutto. Sì. Secondo quarto che tutto sommato vede comunque Ponzano che se la sta giocando e sta pagando. Ancora una tripla aperta però concessa alle piemontesi, che questa sera stanno massacrando il canestro di Ponzano, ma stanno prendendo tutti i tiri piedi per terra e con anche 2-3 secondi per poter prendere la mira. Sicuramente una scommessa della difesa di Ponzano, che ora va in attacco da Van der Keyl, prova a girarsi con il passo incrociato, si fa stoppare da Gatti, e questo è un po' l'immagine del momento di Richelle Van der Keyl. 36-18, doppiata Ponzano, ma come diceva naturalmente Silvano Focarelli, partita che è tutt'altro che finita, ma e nemmeno rischia di essere con questo divario. Altra tripla da parte di De Pasquale, e fate pure 3, e doppia cifra per De Pasquale, più 21 per Ponzano, che di fatto è sparita dal campo dopo i bei 3 minuti giocati. Per il resto si è visto poco o nulla della squadra trevigiana, che ricordiamo oggi senza 5 giocatrici. E Van der Keyl finalmente trova 2 punti. Dicevamo le assenze di Bianchi, Brunelli, Carraro, Zecchin. Intanto altro canestro facile per Castelnuovo e Rossi. 5 assenze, di cui
3 ci sentiamo di dire particolarmente. Primo errore della difesa di Castelnuovo, lo possiamo dire, Silvano? Sì, che giunge dopo 18 minuti e mezzo, ci può stare. Adesso vedremo la reazione, perché queste ragazze quando prendono un canestro troppo facile poi ne vorrebbero realizzare uno altrettanto facile. Eccolo qua. E qui stoppata di Carrer che arriva a cancellare quello che sembrava un tiro già facile. Ponzano da 3 punti con il tiro di Giordano e il rimbalzo in attacco conquistato da Van der Kele. Arriva un time out ampiamente richiesto, Silvano, diremmo, dalla panchina di Castelnuovo, che è dovuto arrivare fino praticamente al tavolo per richiederlo. Sì, e questo testimonia ciò che ho detto poc'anzi, cioè questa è una squadra che come concentrazione è inutile sperare che molli, perché vedi, ha preso 2 canestri consecutivi avanti di 20 punti, time out immediato, vuol dire che ci tengono a fare comunque 40 minuti sempre ad alto livello. E certo, perché chiaramente obiettivi diversi, lo dicevamo in fase di presentazione della sfida. In questa gara Castelnuovo vuole naturalmente prepararsi per i playoff, perché sicuramente un posto tra le prime 8 la formazione biancorossa ce l'avrà. Ponzano invece il suo futuro se lo dovrà costruire, perché è un futuro in bilico, diciamo, tra le zone pericolose che naturalmente sono al momento affare di Treviso e di Torino. Vediamo se ci sono anche un po' di risultati in tempo reale che vi possiamo dare del girone, del nostro girone. Solo quello di Udine, che sta chiaramente vincendo facile proprio sul contro l'ultima in classifica Torino, mentre per quanto riguarda le altre partite si giocheranno più tardi, e domani il derby tra Vicenza e Treviso, importante per entrambe le squadre, soprattutto per Treviso, per tenere vive le speranze di salvezza. Attacco alla zona, c'è il fallo speso da Gobbo e rimessa da fondo per Ponzano, che naturalmente ha ancora un fallo da spendere prima del bonus. Dicevamo degli obiettivi di Ponzano, che naviga tra la speranza di quell'8° posto che darebbe il primo passaggio playoff della storia biancoverde, a quel 9° posto che sarebbe poi il sogno ideale della società biancoverde, vorrebbe dire salvezza diretta senza passare per i playoff. E considerando poi anche tutte le magagne di questa stagione, altro tiro da 3 punti aperto, questa volta lo sbaglia De Pasquale, e qui c'è il tentativo di penetrazione da parte di Giordano, con le proteste da una parte e dall'altra. Giordano voleva il fallo, Castelnuovo voleva a sua volta il fallo, gli arbitri non hanno ritenuto, l'arbitro sotto canestro non ha ritenuto di fischiare, e arriva il secondo time out consecutivo da parte di coach Balduzzi, a cui questo finale di primo tempo delle sue proprio non piace. No, non piace. Da più 21 più 17, voglio dire, è un calo spaventoso, secondo loro. No, ma vedi, è giusto anche così, bisogna sempre tenerle sulla corda, no? Le giocatrici, perché sì, nella pallacanestro noi, insomma, io e te e tanti altri abbiamo visto cose che voi umani, ma sicuramente è inutile, ripeto il concetto, sperare che questa squadra molli a un certo punto, perché primo perché siamo ancora nel primo tempo, secondo perché non è proprio nella loro mentalità, altrimenti non sarebbero dove sono adesso. Anche se il secondo quarto recita 18-15, quindi sicuramente un parziale ben diverso dal 23-9 dei primi 10 minuti, dove c'è da pensare che quel blackout nella seconda parte del primo quarto stia pesando sull'economia della partita di Ponzano. Sì, certo, lì è un break che si porterà dietro per tutta la partita, naturalmente, però ecco, l'importante è lo stesso anche da parte del Ponzano, non mollare, cercare comunque di limitare i danni, di finire dignitosamente. Queste sono partite segnate nel pronostico, ma l'andamento insomma può anche essere indicativo. Palla per Camporeale che va da Carrer, si gira, è un tiro difficilissimo. Schema provato da Ponzano per andare a un tiro ad altissima percentuale, ma altro anticipo di Carrer,
sicuramente giocatrice che è in evidente crescita, e forse la piacevole sorpresa di questa stagione. C'è una discrepanza di 7 secondi tra il cronometro dei 24 e il cronometro generale, quindi avranno 17 secondi per il tiro le biancorosse, con Ravelli che va a sfidare la zona di Ponzano. Ancora la penetrazione, Ponzano ancora un fallo da spendere, ancora la circolazione per linee esterne, Ravelli per Gatti che va in angolo per Bonvecchio, il tiro che non tocca niente. Ultimo tiro per Ponzano che ha 5 secondi, 3 secondi per il tiro di Ponzano, con la preghiera di Giordano che si infrange sul tabellone, e si chiude così il primo tempo con Castelnuovo che ha le mani ben salda sulla partita, più 17 per le piemontesi, anche se nel secondo quarto, bisogna dirlo, Ponzano è stato in partita, perché il parziale dice 18-15, e sicuramente aumenta il rammarico per i primi 10 minuti, Silvano. Sì, il rammarico, diciamo, fino a un certo punto, perché vedi che quando loro hanno cominciato veramente a spingere sull'acceleratore, hanno scavato letteralmente il vuoto. Poi qualcosa è cambiato, magari anche qualche errore, non sono infallibili nemmeno loro. E infatti gli ultimi 2 minuti non mi pare che abbiano segnato, e quindi insomma qualcosa di meglio si è visto. Ora vediamo come si ripresenterà Ponzano dopo questa sosta più lunga, perché di solito magari chi è in difficoltà si ferma un quarto d'ora, poi può riprendere magari con lo stesso ritmo con cui aveva iniziato la partita. Vedremo insomma che cosa ci racconterà il secondo tempo. Noi ci fermiamo qui, ci sentiamo tra un quarto d'ora, sempre in diretta e live, grazie a Streaming Sport dal Palaciconio.
Torniamo in diretta dal Palaciconia per l'inizio del terzo quarto di gioco, quindi ripresa della gara di campionato, 20ª giornata. Primi 20 minuti che hanno detto solo ed esclusivamente cose buone per quanto riguarda Castelnuovo e hanno confermato le difficoltà di Ponzano, che naturalmente deve provare. Non sono queste le partite in cui Ponzano deve provare a vincere, ma inizia subito con una palla persa quasi. Camporale chiede lumi agli arbitri, ma ormai è fisiologico dopo 20 giornate che questi contatti non sono fischiati, non sono mai stati fischiati, quindi bisogna anche rendersi conto che se non vengono fischiati non si possono neanche richiedere. Intanto Ponzano inizia bene con altri 2 punti di Claudia Gobbo, che a referto, se non andiamo errato, è la migliore per quanto riguarda Ponzano, con 8 punti messi a segno. Sicuramente un buon segnale per Claudia, che si era un po' smarrita nelle ultime partite. Intanto dall'altra parte riparte come un meccanismo perfetto la circolazione di palla di Scrivia, che trova 2 punti facili con un bel jump dai 4 metri. Camporeale esce, rischia l'intercetto con Colli, la difesa piemontese. Ci sono 11 secondi per il tiro di Ponzano, con Richelle Van der Kale che riceve lontanissimo dal canestro, e da lì è praticamente innocua per la difesa per l'attacco di Ponzano. Ancora il tentativo di Gobbo con l'ennesima palla persa, ed è evidente come i tentativi di Ponzano di mettere in partita Van der Kale finora siano risultati tutti vani. Giocatrice olandese che sta facendo tanta fatica a mettersi in partita. Grande palla sotto intanto per il tentativo di tiro della difesa dell'attacco di Castelnuovo, che non riesce a trovare un tiro facile. Palla veloce di Ponzano per ancora Gobbo, che prova ad andare dentro, lo scarico e l'ennesima palla persa, e poi Colli parte come un missile e sono state quasi praticamente sverniciate, si direbbero in MotoGP, no Silvano? Sì, velocità doppia, soprattutto per quella ragazza che quando comincia a andare in progressione poi non la prende più nessuno. Ma vedo un po' di deconcentrazione anche in Ponzano in questi passaggi molto telefonati, per non dir peggio, e ovviamente sono tutti canestri presi in contropiede. Vorrei vedere un po' più di aggressività, ecco, un po' più di cattiveria anche in attacco, non solo in difesa. Era un po' la chiave di lettura che aveva dato altra palla persa intanto da Ponzano, chiave di lettura che aveva dato coach Anna Zimmerle al termine della partita contro Sanga, esattamente come 6 giorni fa. Ponzano di fatto sembra non crederci e si sta accontentando, ma con errori come in questo caso fin troppo palesi. È rimasta sul blocco Viviana Giordano, graziata Ponzano dall'arresto e tiro da parte di Bonasia, ma è evidente che sicuramente, come diceva Silvano Fuccarelli, manca l'energia, manca la fluidità al gioco di Ponzano. Con una serie di blocchi per Van der Kale si apre il tiro di Camporeale che non tocca niente, sbaglia anche questo Van der Kale, poi recupera il suo stesso errore e deposita altri 2 punti. Fondamentale recuperare la miglior Van der Kale, soprattutto per la prossima giornata. Intanto grande canestro di Bonasia, che farebbe quello che una volta si chiamava coast to coast. Sì, e si chiama anche adesso, perché non trovo altri termini, ma sì, Van der Kale è lì, è rimasta praticamente ferma come un paracarro, ha lasciato il reverse alla sua avversaria. Almeno metterci un po' il fisico, perché veramente se va avanti così altro che 30 punti. Intanto Van der Kale riesce a mettere altri 2 punti a referto, riuscendo a girarsi bene, ma è la velocità doppia da parte di Castelnuovo nell'esecuzione dei giochi. E Bonasia, arresto e tiro. Tutto troppo facile per Castelnuovo, che attacca in 5-6 secondi, no Silvano? Non ci piega tanto di meno. No, ma non serve giocare la palla in 20 secondi, se poi la fai circolare bene trovi sempre un buon tiro, e quindi giustamente loro
avanti di quasi 20 punti, tirano con tanta tranquillità. Qui è ancora c'è una palla persa per infrazione di Parsi. Sì, poi calcoleremo anche le palle perse, ma siamo già quasi vicini, credo, alla doppia cifra. Troppi. Fuori Giordano, rientra Orvieto con la maglia di Matilda Bianchi. Doppia cifra raggiunta, ci segnalano le statistiche per le palle perse di Ponzano. Ancora circolazione con Bonasia che va per Gatti, ancora un'ottima circolazione, poi l'arresto, il tiro, l'errore e il rimbalzo di Gobbo, senza dubbio di una spanna migliore a tutte, la giocatrice cresciuta nel settore giovanile di Ponzano. Ora c'è l'arresto, il tiro e l'errore da parte di Rescifina, prova a correre come ha fatto del resto per tutta la partita la formazione di Castelnuovo, con il primo spicchio di secondo tempo che sta andando, e Bonasia qui trova altri 2 punti egregi che fanno toccare il nuovo più 21, massimo vantaggio raggiunto per Castelnuovo. È evidente come partita non debba raccontare altro che un'altra palla persa da Bonasia, scusate, da Orvieto, e Bonasia che può andare a segnare con l'aiuto del ferro. E adesso probabilmente Silvano parlavi volevi vedere un po' più di intensità, un po' più di energia, sembra che invece la lampadina si sia già ampiamente spenta. Sì, diciamo che la formazione e il roster oggi è quasi dimezzato praticamente, ma a parte questo non vedo l'atteggiamento giusto, cioè, vedo troppa rassegnazione già nel terzo quarto. Giocando in casa cerchi comunque di salvare il salvabile, però così c'è poco da salvare, veramente. No, poco da salvare, a parte forse la prestazione di Claudia Gobbo. Prova la soluzione con il doppio lungo che qualcosina aveva tamponato nel primo tempo Anna Zimmerla, ma è evidente come Ponzano chiaramente deve cambiare atteggiamento, cambiare faccia, perché chiaramente con questo atteggiamento si va a rischiare di rovinare una stagione che fin qui era stata comunque molto buona. Indovinate sull'ennesimo rimbalzo chi lo va a prendere? Lo va a prendere l'autrice dello stesso tiro, cioè Giulia Rulli, ed è più 25. È partita che è in ghiaccio, in freezer per Castelnuovo, che deve a questo punto solo decidere di quanto vuole vincere qui a Ponzano. Altra palla persa da Ponzano sulla lettura di Rulli. Bonasia va veloce come un treno, voleva il contatto con la penetrazione su Rescifina, che questa volta scipa la palla a Bonasia, che chiede decisamente troppo questa volta le sue capacità. Transizione veloce per Ponzano con Orvieto che prende il tiro e che si schianta sul secondo ferro. Percentuali basse, palle perse e rimbalzi offensivi. Troppe voci che stanno condannando Ponzano, mentre dall'altra parte sta facendo un po' quello che vuole Castelnuovo. 3 minuti e 23, altri 13 minuti e 23 per invece il suono della sirena conclusiva di questa partita. E poi è chiaro che, come dicevamo, che per Ponzano le partite che contano saranno le prossime, soprattutto la prossima trasferta. Si va in quella di Bolzano, in una partita che di fatto vale un pezzettino di salvezza, per provare altra palla persa, scusate, ma lo sottolineiamo. C'è il fallo in attacco fischiato per il blocco irregolare commesso da D'Angelo. Dicevamo la trasferta a Bolzano, che sarà di fatto uno spartiacque della stagione di Ponzano, che dovrà cercare di recuperare almeno qualche pezzo. Non ci sarà sicuramente né Matilda Bianchi né Greta Brunelli, che sono, diciamo, le più lungodegenti da gestire nell'infermeria di Ponzano. Si cercherà di recuperare Zecchin e Carraro, almeno per avere qualche punto in più nelle mani di una squadra che decisamente dovrà cancellare questo momento brutto, perché viene da una serie di sconfitte che, Silvano, noi che abbiamo visto tanto basket, non è poi facile, anche per diciamo così, fare un parallelo con Treviso Basket, che è a pochi chilometri da qua, uscire da una situazione dove perdi, ma perdi anche con tanti punti sul groppone. Sì, qui la differenza, tante partite. Sì, ma qui la differenza
è troppa. Fino al 9 pari, 5 minuti di equilibrio e poi via, poi 17-0 e addio, e adesso siamo già vicini quasi ai 30 punti e non è nemmeno finito il terzo quarto. Sì, in questo campionato ci sono partite troppo squilibrate, e cioè ci sono squadre, quelle nelle prime 3-4 posizioni, talmente superiori alle altre che ogni partita finisce almeno con 20 punti, se non anche di più, di scarto. Questo non fa bene senz'altro il movimento, perché ci vorrebbe qualcosa di più incerto, di più equilibrato, magari anche di più spettacolare, ma tant'è, il livello è questo e bisogna accettarlo. E certo, il riferimento chiaramente di Silvano Focarelli è alle squadre che si sognano di giocarsi l'obiettivo della promozione, su tutte Crema, che chiaramente finora ha bottino immacolato, e tra l'altro ha vinto anche la Coppa Italia, giusto per non farsi mancare niente, quinta Coppa Italia di seguito. Diciamo che Crema un pensierino alla 1 lo sta facendo seriamente e dovrebbe riuscire a farcela quest'anno. Beh sì, senz'altro è la favorita numero 1, poi sai, le sorprese sì, ci possono sempre essere, però io credo che come costruzione di squadra, e anche diciamo con dovizia di investimenti che sono stati fatti, senz'altro Crema è la favorita numero 1. Però poi nei playoff prevedo anche una certa battaglia anche fra diverse squadre che si equivalgono più o meno. E certo, sarà forse la parte più divertente della stagione, e poi sarà bagarre per i play-out con le squadre che dovranno lottare per prendersi un posto che vale la salvezza. Altro errore di Ponzano al tiro, 2 minuti e 23 secondi al termine di questo terzo quarto. Gatti jump dai 4 metri, tiro che arriva dopo 5-6 secondi, ed era proprio la richiesta della società alla squadra: non fare altre figuracce, non mollare anzitempo. Questa volta, se la partita con Sanga aveva visto Ponzano mollare negli ultimi 2-3 minuti, qui invece la resa è arrivata di fatto già adesso, con il tiro da 2 punti che non va, continua a martellare e c'è un tappo nel canestro di Ponzano. Carrer sbaglia. Dicevamo prima della partita, Silvano, che viste le condizioni di Ponzano, le assenze e tutto, c'era da sperare che fosse Castelnuovo a beccare una serata storta al tiro, invece a suon di chiamarla se l'è presa Ponzano. Guarda, sarebbe stato molto difficile, se non impossibile, vincere anche con un Ponzano al completo, figuriamoci con tutte queste assenze. Ripeto, non c'è molto da commentare su questa partita ormai, però vorrei vedere qualcosa di più aggressivo, un po' più di intensità. Il futuro si costruisce anche così, con un atteggiamento sempre comunque propositivo, ma fare fatica veramente anche a tirare, non solamente a segnare, è qualcosa che non va bene, che coach Zimmerle dovrebbe senz'altro poi sul quale dovrebbe poi lavorare. Altro canestro intanto, i primi 2 punti per Francia, che va a doppiare Ponzano, più 31, e naturalmente il peggiore degli incubi per Ponzano si sta concretizzando. Prendere un'altra batosta che si infila rispetto alle altre già prese da Ponzano. Altro errore al tiro, credo che le percentuali siano vicine al 20%, e dall'altra parte tutto facile per Castelnuovo, che ha la faccia della tigre su ogni pallone, quella faccia che dicevamo non si vede nelle giocatrici di Ponzano, che vanno a sbagliare ancora anche questo tiro, ma ormai si è persa ogni barlume di gioco di squadra, ogni barlume di intensità, e quindi naturalmente per Castelnuovo saranno 10 minuti utili di buon allenamento. Per Ponzano chiaramente una sofferenza. Intanto c'è il fallo della difesa bianco-verde, 12 secondi al termine di questo terzo quarto. 63-6-3 Ponzano, 30 Castelnuovo. Grande intensità giocata dalla formazione torinese, che chiaramente vuole provare, vorrà giocarsi
le sue chance, stoppata di Van der Kale per poi quelli che saranno i playoff che di fatto decreteranno le squadre che saliranno in Serie A1, diciamo con Crema grande favorita. Poi c'è il fallo di Francia che è andata a spostare il bacino. Ultimi 3 secondi del terzo quarto, drammatico in senso sportivo per Ponzano, 22-6, che di fatto fa la pari col 23-9. Nemmeno l'ultimo tiro per Ponzano, finisce 63-30. Un terzo quarto che, Silvano, di fatto forse è stata la cosa peggiore che abbiamo visto in questa serata di Ponzano. Sì, anche una delle peggiori credo in assoluto di questo campionato, perché sia pur con tutte le attenuanti non è ammissibile essere sotto di 33 punti dopo 30 minuti, cioè più di un punto a minuto di scarto. Se va avanti così, altro che 40. Io vorrei vedere anche da parte di Coach Zimmerle, anche proprio da parte sua, una maggiore, come dire, atteggiamento aggressivo nei confronti delle sue giocatrici, farle capire che non si può essere così passive, subire comunque sempre il gioco avversario. Per carità, sono superiori al 100%, ma tu mettici quello che hai, e ho l'impressione che Ponzano non stia facendo esattamente quello che, pur nelle sue limitate capacità, può fare in questo momento. È evidente che chiaramente questa è la situazione. Noi ci fermiamo, ci prendiamo l'ultimo minuto di sosta e poi vi raccontiamo l'ultimo quarto di questa partita che sta vedendo Castelnuovo passeggiare su Ponzano. Torniamo in diretta dalla Palaciconia, meno 33, freddo quasi siberiano sarebbe, visto che siamo in tema e in zona, no Silvano? Adesso sì, non vogliamo infierire su queste ragazze che insomma stanno già soffrendo da parte loro. Ecco, speriamo almeno che questo divario torni almeno sotto i 30 punti, perché 30 in casa è veramente una cosa umiliante. E sarebbe l'ennesima, intanto tripla sbagliata, rimbalzo di Siviero, palla che alla fine arriva nelle mani di Ponzano che ricordiamo nelle partite contro le grandi, diciamo così, dalla trasferta di Alpo in poi ha subito delle grandi batoste, poi canestro intanto di Van der Kale. È anche pur sempre vero che perdere di 2, perdere di 30, i punti in classifica sono sempre gli stessi, soprattutto quando non c'è il confronto dello scontro, necessità di uno scontro diretto. Però è chiaro che uscire con i ceffoni da queste partite conferma poi sicuramente la differenza. Altra tripla intanto per Castelnuovo, che manda a segno anche questa tripla da parte della formazione piemontese, che va a più 34, sono più i punti di stacco che quelli segnati. Pallone di Sekulic per il taglio sulla linea di fondo di Carrer, che trova il primo canestro della sua partita. Velocissima la circolazione di palla, altra finta, arresto, tiro, errore questa volta, al rimbalzo ci va ancora Castelnuovo, che ora sta facendo dare minuti importanti anche a Castagna. Ancora l'arresto e tiro di Francia, solo rete, ma tutte conclusioni facilissime e tante seconde occasioni. Non so se ce li abbiamo anche
No, qui non riusciamo a vederle, forse sì, punti da seconda opportunità, 12 per Castelnuovo, forse sarebbero un po' di più secondo me. Sì, 12 o 20, sì, possiamo dire tutto quello che vuoi, qui la differenza è abissale, era quello che si temeva, ma insomma poi quando lo vedi realizzare sul campo effettivamente fa male, perché poi vedere queste ragazze insomma soverchiate in questa maniera non è mai un grande spettacolo. Ora siamo a più 34 e anche i tiri liberi evidentemente proprio anche per poca concentrazione non vanno dentro, altro brutto segnale. Certo, allora c'è da provare a cancellare, resettare, recuperare i pezzi per Ponzano e poi preparare la trasferta troppo importante, abbiamo detto, della settimana prossima in quella di Bolzano. Trasferta che naturalmente c'è il fallo di Carrer che ci sta mettendo almeno quel parvenza di energia, dicevamo, che un po' ci vorrebbe dove non funziona, diciamo così, il canestro, almeno metterci l'intensità, le mani addosso, ma effettivamente una delle cose che sono mancate questa sera. Ora altro corridoio nel cuore della difesa di Ponzano, e diciamo che per ogni punto segnato da Ponzano ne arrivano 2 da parte di Castelnuovo. Sekulic vuole dare la palla sotto alla sua compagna di reparto, che prova a girarsi con il gancetto, lo sbaglia, poi Sekulic prende il rimbalzo, sbaglia anche questo, provano a contendersi la palla 2. Per il possesso alternato la palla è di Ponzano. C'è un altro cambio doppio, sta per entrare Bassi nelle file di Castelnuovo, quindi sta ampiamente attingendo alla sua panchina coach Balduzzi per dare fiato e anche un po' di minuti a chi ha giocato meno nelle file di Castelnuovo, che se doveva dare un segnale l'ha dato in maniera più che egregia. Arresta il tiro di Orvieto che trova il fondo del canestro. 70-37, 7 minuti che ci separano dalla fine di questa partita. Il canestro e il fallo da parte di Castelnuovo, fallo di Orvieto e tiro libero aggiuntivo per l'ottimo movimento sotto canestro di Ravelli. Rientra Bernetti al posto di Bonvecchio e aggiuntivo per Ravelli, che mette anche questo 3-7-7-3. Questo dice il malinconico per Ponzano, radioso per le piemontesi, tabellone del Palaciconia. Bel movimento di Sekulic che però non riesce poi a convertire in canestro questo movimento. Ravelli riesce a scansarsi in extremis prima di andare a portare un blocco irregolare, ma poi parte lei con un ottimo movimento su Siviero. Questa volta il tiro non va, la va a prendere ancora Castelnuovo con quell'energia, Silvano, che non vediamo in Ponzano. Sì, allora qui una palla vagante, c'è stata una giocatrice di Castelnuovo Scrivia che si è letteralmente tuffata sulla palla avanti di 36 punti. Ora mi chiedo di 34 esattamente. Ora mi chiedo se 36, sì, ok. Ora mi chiedo se la stessa cosa non riesce a farla Ponzano. Perché non riesce a farla? Una squadra che ha già vinto la partita da molti minuti è ancora lì che si tuffa su ogni pallone, che difende alla morte. Questione di mentalità, questa non si inventa e non si compra al mercato. Si passa anche attraverso l'esperienza ed è chiaro che Ponzano ha una squadra con tante giocatrici molto giovani. Ora è rientrata Capitan Giordano, Sekulic va a lottare per prendere il rimbalzo, lo sporca. Diciamo, in campo di fatto di senior c'è solo Viviana Giordano per Ponzano, perché anche Chiara Camporale comunque è una ragazza giovane che ha già parecchia esperienza dei campionati senior, ma è pur sempre una ragazza giovane che si sta cercando di conquistare qui con la maglia di Ponzano un po' di risalto nelle rotazioni Reyer, che chiaramente poi invece aveva già conquistato
giovane Matilde Bianchi. Altra sontuosa circolazione di palla, e bisogna fare i complimenti a coach Balduzzi, perché sicuramente la sua squadra non smette di giocare ed è una bellezza per gli occhi. Altra palla persa da Ponzano, che invece è di tutt'altra cosa da vedere per gli occhi, ma sicuramente adesso restiamo in cronaca, perché ormai le cose non cambiano e la partita purtroppo è bella che è andata. Dispiace un po', perché sicuramente lo spettacolo è questo, e come diceva poi Silvano Focarelli, ne soffre il movimento e soprattutto ne soffre anche una piazza come quella di Ponzano, che comunque a vedere le proprie ragazze prendere questa marea di punti per la quarta volta consecutiva in casa, diventa poi anche difficile, no Silvano, invitare qualcuno a venire al Palaciconi a vedere questa partita. Sì, ma sì, anche questo è vero, ma voglio dire, chi indossa una maglia comunque la deve onorare, la deve difendere, la deve onorare proprio fino all'ultimo, nella sconfitta e nella vittoria. Io non dico che adesso Ponzano faccia apposta, ovviamente no, non credo che siamo a questi livelli di masochismo, ma certamente l'atteggiamento non è quello che comunque una squadra, a prescindere dal risultato, deve tenere, e di questo io credo bisognerà parlare, anche perché quando arrivano e arriveranno tra poco le partite da vincere, se non hai la mentalità giusta per limitare i danni contro le grandi, è difficile anche poi cercare di vincere contro le piccole. E questo sicuramente, come detto, la prova del 9. Ponzano ce l'avrà un'altra volta a Bolzano, era già successo qualche settimana fa nella trasferta proprio in terra altoatesina, con Ponzano che era riuscita a conquistare 2 punti molto importanti, seguito poi dal successo nel derby, arrivato praticamente a fil di sirena con un quasi buzzer beater di Viviana Giordano. 2 punti che in quell'ottica, in quest'ottica, sono stati preziosi. Dicevamo, è chiaro che Ponzano non sperava di fare punti contro Castelnuovo, ma è anche evidente che adesso si sta portando sul groppone quasi 50 punti la squadra di Anna Zimmerle, ed è anche evidente che diventa difficile commentare, quindi chiaramente questa sera, con buona pace per gli amici piemontesi, non ci saranno le interviste post partita, anche perché diventa veramente difficile commentare una partita e una prestazione da 43 punti adesso, perché c'è la bomba di Giordano che rende perlomeno esiguo questa situazione. Ponzano che nel secondo tempo ha segnato appena 16 punti, di fatto un punto a minuto, va fino alla fine, e anche Castagna sta di fatto imperversando sul canestro di Ponzano. 85 punti e non bastano ancora, e sicuramente tante cose da vedere. Altra palla persa per Ponzano, e transizione con Castelnuovo, che può giocare una cosa stupenda per l'assist per D'Angelo, e Castelnuovo sta di fatto mandando un segnale, quel segnale che chiaramente speriamo poi per il cammino della formazione piemontese possa regalare una gestione di playoff e una giocata di playoff interessante per la formazione piemontese, che si è autovoluta dare una scossa poche settimane fa con le dimissioni di coach Zara. Coach Zara che adesso è entrata a far parte dello staff tecnico di Brixia, e quindi ritroverà probabilmente da avversaria la squadra che aveva contribuito ad allestire in questa estate. Intanto c'è un fallo in attacco, ultimi 122 secondi di differenza per Ponzano e di fatica per Castelnuovo, che chiaramente ha approcciato il secondo tempo ancora meglio di quello che aveva fatto con il primo. Rescifina, tiro piazzato senza energia per quanto riguarda Ponzano. Altra tripla di Castagna che questa volta non va, ma il rimbalzo indovinate un po' chi lo prende, alla fine arriva Gobbo, che
è forse una delle ultime a mollare. 1 minuto e 25 al termine, e naturalmente per quanto ci riguarda speriamo di potervi tornare a raccontare delle partite più interessanti, perché diventa difficile anche per noi che siamo qui a raccontarvele. Altra palla persa, ultimi 60 secondi, potervi raccontare delle partite che abbiano un po' un succo di contenuto tecnico migliore di quello che abbiamo visto questa sera, anche perché poi chiaramente quando ci sono questi risultati poi la colpa è un po' di tutti e un po' di nessuno. Qui c'è l'infrazione di 24 secondi perché il tiro non ha toccato niente, e fa un po' sorridere come sul più 47 ci si lamenti da in panchina Scrivi anche per un presunto tiro che è andato tipo 1 metro dal canestro, però fa capire la mentalità della squadra che non ci sta a perdere neanche un pallone sul più 47, la peggior sconfitta della storia di Ponzano per quanto riguarda questa stagione. Tiro da 3 punti che non va da parte di Camporeale, ultimi 25 secondi. Ringrazio intanto Silvano Focarelli per il supporto in questa telecronaca. Silvano, speriamo di poter commentare partite la prossima volta. Voglio sperare che questo divario resterà unico, che record, che, come tu hai ricordato, resterà unico nella storia della gloriosa pallacanestro basket Ponzano, e che si sia trattato veramente di un episodio isolato, perché altrimenti ci sarebbe da preoccuparsi. Ciao Matteo, grazie a tutti. Grazie a Silvano Focarelli, grazie a chi è stato in nostro ascolto. Vi ricordo il risultato finale: Castelnuovo passeggia su una desolante Ponzano 87-40. Non ci saranno le interviste del post partita, anche perché ci sarebbe ben poco di cui commentare. Grazie a tutti per essere stati in nostro ascolto, buon weekend e buon basket.